Si trovava insieme ad amici all'interno di un pub sito nei pressi di Piazza Dante a Canicattì quando una sua amica sarebbe stata importunata da un uomo. Lui corse in difesa della donna, ma ne nacque un litigio con l'altro e ne rimase vittima. Parliamo del 22enne canicattinese Marco Vinci, ucciso a coltellate dal 34enne Daniele Lodato. Il fatto avvenne tra il 17 e il 18 giugno 2017. Adesso la difesa di Lodato chiede la scarcerazione e la sostituzione della misura cautelare con gli arresti domiciliari e l'applicazione del braccialetto elettronico. In 7 mesi di detenzione, secondo il legale l'avvocato Angela Porcello, Lodato ha mostrato ravvedimento, partecipando anche a programmi di trattamento in carcere e non si ravvisano più le esigenze di custodia cautelare, in considerazione del fatto che le indagini sono da tempo concluse ed è già stato fissato il processo. Ricordiamo che nei confronti di Lodato il GIP di Agrigento Alessandra Vella aveva disposto nelle scorse settimane il giudizio immediato. Il processo è stato fissato per il 12 marzo davanti al giudice dell'udienza preliminare Alfonso Malato. Sarà proprio il GUP a decidere sulla richiesta dopo aver sentito il parere del pubblico ministero Alessandra Russo e le eventuali osservazioni dell'avvocato Santo Lucia che assiste i familiari della vittima.